Siamo con Nello Amel, assessore al comune di Agrigento, che svolge anche un'attività sociale con l'apertura di un nuovo centro. Sì, abbiamo più che un nuovo centro, abbiamo cambiato sede al centro dell'Associazione Solidarietà, al centro arcobaleno, diciamo, che si occupa della gestione del tempo libero degli anziani, del recupero degli anziani dalla loro emarginazione o solitudine e della organizzazione di una serie di attività di tipo umanitario che sono finalizzate proprio a dare conforto a chi vive un forte stato di disagio. È un'attività che dura ormai da 22 anni, l'associazione è stata fondata nel 1996, aggrega più di un centinaio di persone, riesce a produrre attività con costi bassissimi, tutti autofinanziati, non riceviamo contributi pubblici. Non abbiamo sostegno da parte di nessuno, gli unici sostegni sono i soci che contribuiscono con somme minimali, diciamo sono nell'ordine di qualche decina di euro, e il sottoscritto che impegna in questa cosa gran parte della propria indennità di carica, ma non da ora, da sempre, diciamo, da quando ero consigliere comunale, anche adesso che sono assessore. Questo perché riteniamo che anche a vivere la vita politica in maniera così intensa come sto facendo adesso in questo momento, con impegni amministrativi pesanti, non bisogna mai abbandonare quella che è una delle ragioni fondamentali, diciamo, del mio impegno sociale. La mia vita è stata dedicata per buona parte, diciamo, a lavorare per gli altri e continuo a farlo anche ora, senza nessun interesse particolare. L'abbiamo fatto in silenzio, stiamo solo pubblicizzando il cambio di residenza e l'inaugurazione di questa bellissima sede e basta, poi continueremo a lavorare in silenzio per la Ricordiamo comunità. dov'è? È in via Venezia numero 1, è un grande centro di circa 250 metri quadrati, completamente attrezzato e adeguato. È un centro che ho messo a disposizione io personalmente.